uomo che viene dalla gavetta, quindi uno che garantisce che dei colpi di testa non se ne fanno. L'uomo in questione è Gian Antonio Darè, proclamato dall'alzata di mano di 705 delegati al congresso della Lega Nord a Verona. Candidato unico per un congresso unico dopo il percorso di commissariamento deciso dal segretario federale Matteo Salvini. Mesi difficili con l'espulsione da Carroccio di Flavio Tosi e l'incarico commissariale a Giampaolo Dozzo per ricercare l'unità nel movimento. La Lega in Veneto è tornata a correre dopo i litigi, non solo amministrando bene la regione e i tanti comuni che governiamo, ma dando dimostrazione di unità, di compattezza. In questo momento i cittadini non hanno bisogno di una politica che litiga, quindi un candidato unitario, una squadra compatta, in una città che puntiamo a tornare a ben governare come abbiamo fatto in passato, quindi meglio di così per la Lega in Veneto non potrebbe andare. Non c'è un solo orizzonte per le sfide future della Lega. Flavio Tosi, intanto, diventa avversario alle amministrative. Il segnale a Verona l'abbiamo dato il 31 maggio con lo spoglio elettorale e quel grande risultato che abbiamo fatto, vincere in tutta la provincia e anche nella città, va nella direzione che noi questa città la vogliamo riconquistare con un progetto politico, una bella squadra, una coalizione e un bravo candidato. È stato un lavoro molto difficile perché è iniziato tempo fa, qualche mese addietro, passando diciamo provincia per provincia, alcuni mi conoscevano, alcuni no, poi alla fine abbiamo trovato, diciamo, siamo concordati con la mia persona, sulla mia persona, e questo è un grande impegno per me e una grande responsabilità. E poi c'è la battaglia su scala nazionale al governo di Matteo Renzi. Ha fatto una legge elettorale che ha poco a che vedere con la democrazia, per cui i partiti, addirittura anche partiti come la Lega, non possono presentarsi con il loro simbolo politico perché sono costretti a fare un unico simbolo con un eventuale alleato tremendo. Ha studiato affinché insomma, il centralismo romano continuasse a vivere e a perseverare. Ma sono contento del fatto che la Lega stia uscendo dai suoi soliti confini, quindi ci chiamino in Sicilia, in Sardegna, in Salento, perché in questo momento rispetto a 20 anni fa c'è un mostro che si chiama Europa che ci ha fregato, in Veneto come ovunque, la moneta, i confini, le pensioni, il lavoro, il commercio, quindi prima bisogna recuperare sovranità su questo e poi io continuo a essere sostenitore dei concetti di autonomia, federalismo, indipendenza e autogoverno.